Ogni goccia, prima o poi, ritorna al mare. Sia che segua il corso di un torrente, sia che si trasformi in vapore acqueo. Quando è il momento esatto, raggiunge il grande blu. Anche l'umanità, sin dai tempi antichi, ha cercato e cerca questo collegamento, con strade, mulattiere, sentieri, sui quali si muoveva il commercio, sui quali viaggiava l'oro bianco. Il sale. Questo è il racconto di un viaggio da Bobbio, nel Piacentino, a Levanto, sul Mar Ligure, attraversando l'Appennino, in cammino, senza fretta, ma con un obiettivo chiaro: raggiungere il mare. Ora devo prendere il bus per andare dove parte il vero e proprio viaggio. Sono arrivato a Bobbio, però prima di tuffarmi nel sentiero voglio fare un giro per questo bellissimo borgo. Il viaggio comincia da qua, passiamo sul Ponte Gobbo e poi proseguirà fino ad arrivare a Levanto, a trovare il mare, a tuffarsi in mare. È un trekking inedito che comprende più parti di più sentieri e ripercorre un po' anche quelle che erano le vie del sale, le vie su cui si muovevano i commerci, dalla pianura padana al Mar Ligure. Quindi sale, ma anche olio e altri beni. Da Bobbio, seguendo la via degli Abati, si sale fino alla frazione di Coli. Successivamente si raggiunge Magrini, passando accanto al suo castello. Superando le frazioni di Faraneto e Pescina, si raggiunge la panoramica Sella dei Generali, alla cui destra una serrata scende alla malga di Mareto e successivamente a Nicelli, meta di questa prima tappa. Il fortilizio, risalente al Medioevo, si articolava attorno all'alta torre quadrata su uno spazio relativamente ridotto. Era in compenso pressoché inespugnabile, protetto su 3 lati dalla scarpata sulla quale si affacciava. Sono mucche di origine scozzese, hanno il pelo molto lungo e questo gli permette di avere una fortissima resistenza al freddo. Addirittura ho letto che possono passare l'inverno anche fuori dalle stalle.
Sono cottissimo. La giornata è stata piena di sorprese e questi posti sono veramente, veramente belli. Sono curioso di vedere cosa riserva domani. Il soggiorno a Nicelli è andato alla grande. Devo dire che Carlo e Marilena mi hanno accolto veramente come se fossi uno di famiglia. Ed è bello anche trovare semplicità, genuinità nelle persone. Poi quando magari ti trovi un po' in campagna, forse è anche più facile. La tappa di oggi prevede una salita in direzione del Monte Aserei, poi avanza verso la frazione di Ciregna, attraverso pascoli meravigliosi, fino a raggiungere il passo di Mercatello. A quel punto si oltrepassa un luogo chiamato Pietramarcia e si avanza verso la Costa del Gazzo, fino a raggiungere un piccolo oratorio ospitale intitolato a San Giacomo, che era conforto dei pellegrini che si recavano verso Santiago di Compostela, in Spagna. Dopodiché si prosegue verso Monte Carevolo, Pian del Lupo, fino a raggiungere Monte Crociglia e il Passo Crociglia. Poco più giù è situato il rifugio GAEP Vincenzo Stoto, nel quale pernotterò. E anche oggi, per ora, non ho incontrato nessuno. A parte un cinghiale. Come si può notare, il clima si è fatto cupo. Ho sentito anche dei tuoni in lontananza. Ma quando pensi che tutto vada male, sappi che ho sbagliato strada. Ho sbagliato strada per colpa del cartello abbattuto per terra, una serie di coincidenze, il cellulare che mi prendeva malissimo, poi mi si è scaricato. E allora ho seguito il bianco rosso, bianco rosso, bianco rosso. Sono sceso invece che verso il passo di Crociglia al paesino di Gambaro. Ora faccio un giro. A volte pensi è facile, sì, ma sì, non mi perdo. Poi l'imprevisto è dietro l'angolo. Però
A volte anche l'imprevisto è interessante. E in qualche modo raggiungerò il passo Crociglia. Cioè io camminando così tanta acqua, tutta insieme non l'avevo mai presa, perché dici magari un temporale, però poi a un certo punto smette. Invece continuava a venire giù, poi anche la grandine, poi lassù in cima al Monte Carevolo, vento freddo, con le mani che non riuscivo manco a tenere, guardare il cellulare, che poi si bagnava. Però dai, sono qua, ce l'ho fatta. E domani racconto qualcosa in più sul rifugio Vincenzo Stoto del GAEP e sul Passo Crociglia, con l'augurio che sia una giornata più soleggiata, più asciutta. Il rifugio GAEP, intitolato a Vincenzo Stoto, sorge su quella che era una vecchia dogana. È un rifugio bello e spazioso. E fa anche un po' pensare come un tempo queste zone rappresentassero un po' un confine tra i vari territori. Visto che ieri a causa delle condizioni meteo non sono riuscito a filmare niente sul Monte Crociglia, questa mattina ho deciso di andare e ne è valsa veramente la pena. La tappa di oggi riparte dal Passo Crociglia. Superando la Valle Tribolata si giunge al Groppo Rosso e al rifugio a Stas. Si scende poi a Rocca d'Aveto, proseguendo verso il Passo della Lepre, poi il Passo del Chiodo, fino alla Forcella del Pennino e in seguito alla vetta del Monte Penna. Si raggiunge poi il Passo dell'Incisa e il rifugio delle Casermette dove passerò la notte. Qui sul Groppo Rosso la vista può spaziare liberamente e perdersi nelle valli sottostanti. Si vede anche chiaramente l'abitato di Santo Stefano d'Aveto. Perché in Liguria si può anche sciare nella stagione giusta. Ci sono momenti in cui c'è una bella luce, un sole non troppo caldo, un po' di brezza e avrebbe voglia di farsi una dormita sotto un albero.
Questa tappa è un po' meno impegnativa dal punto di vista del cammino rispetto a quelle dei giorni scorsi e segue praticamente sempre l'Alta Via dei Monti Liguri. Quindi dal rifugio alle Casermette si risale fino a incontrare l'Alta Via dei Monti Liguri. Si prosegue fino al passo dei Porciletti, si supera il passo della Scaletta, avanzando sempre in direzione sud, quindi avvicinandosi verso il mare, aggirando il lato est del Monte Pertusa, raggiungendo poi una breve salita per il Monte Ghiffi. Raggiunta la sua vetta si scende fino all'omonimo passo. Dopodiché, proseguendo sempre sull'Alta Via, si arriva al Passo del Bocco, al rifugio Antonio Devoto. Luoghi che io ho già avuto modo di conoscere nel mio viaggio sull'Alta Via dei Monti Liguri. Però sento che questa giornata riserverà delle sorprese. E mentre cammino non riesco a fare a meno di pensare al Monte Penna. Le immagini fanno capire come ci si arriva, cosa si vede dalla sua vetta, però la sensazione che si prova è particolare, come se ci sia qualcosa di sacro. E qui c'è una variante, diciamo più facile o più per escursionisti esperti. È un po' difficile immaginare ai giorni nostri che su queste vie un tempo passassero commerci di sale, olio e dal nord verso il mare invece magari arrivavano formaggi, farine, castagne e sorgevano addirittura anche diverse strutture per l'accoglienza dei viandanti, delle quali ora rimane poco e niente anche perché molte delle pietre di queste strutture sono state riutilizzate per altri edifici, oppure resta solo qualche rudere o ricordo. Ecco, con la dose stile Alberto Angela direi che siamo a posto, per il momento. Qui al Rifugio del Bocco sono riuscito a riposarmi alla grande, mangiato bene, dormito, solo che il metodo di stamattina non è fantastico. Piove, c'è vento ed è previsto per tutta la giornata. Ma non sono certo qui per lamentarmi, magari riuscirò a cogliere degli aspetti che nelle giornate di sole non si colgono. L'itinerario di oggi riparte dal Passo del Bocco, si dirige verso il Monte Zatta, poi supera il Monte Prato Pinello, e a quel punto lascia l'Alta Via dei Monti Liguri per scendere verso l'Alta Via delle Cinque Terre, in un punto veramente panoramico. Si scende la cresta del Coppello, si prosegue sulla cresta del Chiappozzo fino a risalire sull'omonimo monte, per poi successivamente scendere al Passo della Liscia. E si raggiunge la zona umida dei Piani d'Oneto e continuando su una bella mulattiera si scende tra boschi di castagno fino ad Arzeno, dove passerò la notte.
dispiace un po' per questa nebbia, perché qua ci sarebbe una vista, ma una vista. Monte Capozzo! Monte Capozzo! Io non ricordo di aver mai preso così tanto vento in un'escursione. Però arrivato appunto qua al passo del Biscia ho visto che c'era un ricovero, una cappellina. Essere per un momento al riparo dal vento e dalla pioggia è stato un grande sollievo e mi ha rinfrancato. Però trovare questo luogo in queste condizioni mi fa chance au cœur. Questa fantastica prateria, se ho ben capito, è di origine carsica e viene denominata dolina, però non essendo un geologo lascio gli approfondimenti ad altri. Finalmente Arzeno. E ora a rifocillarsi e a riposarsi all'agriturismo alla Villa Rosa. Questa mattina il viaggio riparte da Arzeno fino ad arrivare al passo del Biscia. Dopodiché si procede in direzione del Monte Porcile, andando verso il passo delle Broccheie, il Monte Capra, raggiungendo con diversi sali e scendi il Colle di Arena e poi scendendo gradatamente fino al passo del Bocco di Bargone. Si prosegue facendo particolare attenzione ai segnavia 5T fino ad incontrare sulla nostra destra un cartello che indica la direzione per il Colle di Velva. Seguendo i segnavia coi 3 pallini rossi si scende ad ovest dei Monti Zenone, Aperto e Alpe. Successivamente si raggiunge il bivio per Maissana fino a scendere a Prato, superando il passo Monte Bastia fino ad arrivare alla strada asfaltata e panoramica tra le valli Petronio e Val di Vara, che in pochi minuti conduce al santuario del Colle di Velva.
Stavo pensando a cosa bisogna fare quando capita un imprevisto su un cammino o nella vita. Commettere un errore o veramente trovarsi in una situazione inaspettata può capitare a tutti. La differenza è come rispondiamo. Il tempo di risposta, la qualità della risposta e come ci sentiamo. Se ci facciamo prendere dallo sconforto oppure no. E nella pace di questo luogo si trova l'albergo-ristorante Santuario di Velva, dove è possibile nutrirsi e riposarsi. E così è arrivato anche l'ultimo giorno. Oggi, se tutto va bene, potrò toccare il mare. Dal santuario di Nostra Signora della Guardia di Velva andrò in direzione di San Nicolao, proseguendo sullo stesso sentiero fino ad arrivare alla segnavia che indica la direzione per salire su Cima Stronzi, ma proseguirò poi verso il Monte San Nicolao fino ad arrivare sulla sua vetta. Proseguirò poi verso il bivio di Pian del Lago e giungendo poi alle cave di Crocettola, ormai in disuso. Nella valle sottostante si vede l'abitato di Lavaggio Rosso, dopodiché gradatamente si perde quota e si inizia a vedere il mare a Levanto, raggiungendo il lungomare Amerigo Vespucci e dopo poche centinaia di metri arrivando proprio nel centro della cittadina, meta di questo viaggio. È un po' strano pensare di essere partiti dall'Emilia e poi raggiungere il mare, proprio come facevano una volta per i commerci, anche per il sale, l'olio. E lungo questo tragitto ho trovato numerose testimonianze di questo. E forse ne troverò anche oggi. Forse qualcuno si chiederà perché non ho portato con me la tenda. In realtà ci sono diversi motivi. Il primo è che questo viaggio è stato effettuato ai primi di maggio, in un clima che ad alta quota è ancora piuttosto freddo. Inoltre, con il fatto che sto realizzando questo video, il peso della tenda un po' avrebbe creato problemi sulla quantità di strumentazione tecnica che potevo portare. Comunque, in linea di massima, ritengo che sia possibile anche muoversi in tenda, ma in mesi più caldi, magari alternando con dei pernottamenti nelle strutture ricettive, perché comunque avere un tetto sopra la testa può essere utile, soprattutto se hai avuto una giornata particolarmente impegnativa o magari devi asciugare delle cose. E poi anche perché è bello capire anche un po' il tipo di persone che gestiscono queste strutture ricettive, fare due parole, magari incontrare altra gente. L'area archeologica di San Nicolao è estremamente interessante. Gli scavi hanno riportato alla luce un complesso medievale per l'accoglienza dei pellegrini in transito e antichi resti di insediamenti primitivi, risalenti addirittura all'età del rame.
È stata un'avventura incredibile, fatta di momenti di stupore, entusiasmo, stanchezza. Io credo che questi viaggi nella bellezza servano anche per poi diffonderla, condividerla al nostro ritorno. E certamente gli aspetti più importanti, quelli che restano, non sono materiali. Mi viene in mente la signora Marilena che alle Sermase mi ha detto: ma per andare nella prossima tappa non vuoi prendere la corriera? Oppure raggiungere la vetta del Monte Chiappozzo dopo una giornata assurda. Mi viene in mente anche la misticità del Monte Penn e il cammino in mezzo ai suoni e ai colori della natura. Un'altra cosa che resta è sapere che qualcuno ti fa per te. In particolare ringrazio gli amici dell'associazione La Pietra Verde, che è un po' come se avessero camminato al mio fianco in questo viaggio, ogni giorno. Che poi è stato anche un po' un viaggio nel tempo, perché se lasci da parte le distrazioni, il rumore, capisci che ogni luogo ha qualcosa da raccontare ed è una ricchezza poterlo ascoltare.